È stata la chiamata arrivata sabato mattina al 112 da una donna di Canicattì a conoscenza di quanto stava accadendo che ha fatto scattare l'ennesimo codice rosso tra le mura domestiche, alla presenza di due figli minori, un pluripregiudicato in atto agli arresti domiciliari stava infierendo sulla moglie con calci e pugni. I militari della stazione Carabinieri di Canicattì, giunti immediatamente sul posto, bloccavano così l'aggressore e soccorrevano la vittima insieme a due bambini. Sarebbero stati motivi futili che hanno fatto scatenare la furia dell'aggressore contro la malcapitata accompagnata dai militari presso l'ospedale lombardo di Canicattì, dove i sanitari ne hanno accertato le lesioni a volto giudicate guaribili in ben 7 giorni. L'uomo, tratto immediatamente in arresto, è stato tradotto in carcere, mentre la mamma e i figli sono stati accompagnati dai carabinieri in una struttura protetta con indirizzo segreto. Questo episodio segue quanto accaduto solo poche settimane fa. Sempre a Canicattì, in quell'occasione, i carabinieri della compagnia erano intervenuti in soccorso di una donna minacciata di morte dal convivente violento e anche allora i militari avevano proceduto all'arresto.